Allora, ci stavamo facendo i fatti non nostri. Dottor Peron, ricercatore, Sì, 37 37, anni, perfetto, sì, non assolutamente nel mezzo del cammin di nostra vita, però comunque avviato professionalmente. sì. Qual è la situazione sua, dei suoi colleghi, sociale, lavorativa, professionale, Sì, di anche, proiezione, quanti figli? Uno, due, tre, beh, zero? ovviamente siamo 10 anni dopo la fascia di età di Esatto. Stefano, quindi per quanto riguarda i miei amici, sì, la situazione è già più cambiata, però per esempio in questo caso io conosco più persone che hanno fatto una scelta professionale differente dalla mia, più che partita IVA, hanno dei lavori a tempo indeterminato, quindi Sono riusciti ad sono entrare in riusciti ad quella... entrare, nonostante io sia entrato in un momento lavorativo, abbia finito l'università quando iniziava un periodo di crisi. Infatti, tornando un attimo al discorso della nostra ricerca, noi abbiamo analizzato un decennio che è molto particolare, perché abbiamo iniziato stavo pensando. 2008-2018, L'anno quando della crisi. formalmente La crisi. facciamo iniziare un periodo di crisi con un Che però è 2009 e un incredibile, sono passati 2010. 10 anni. Sono 10 passati anni. 10 anni. Volati 10 anni che stiamo continuando a parlare di crisi. Esatto. Ed è per questo che quando facciamo le riflessioni abbiamo studiato il passato per cercare di capire anche cosa succederà, perché guardate con quanta velocità sono passati 10 anni e quanto velocemente passeranno i prossimi 10. Sarà qualcosa di cui, se noi iniziamo a parlare di programmazione, se noi iniziamo a fare delle riflessioni sulla nostra ricerca, su quella che è la situazione, e vogliamo immaginare il futuro, dobbiamo programmare, ma bisogna programmare veramente da domani mattina, perché il tempo passa molto Assolutamente. Nella sua velocemente. fascia di età, quindi persone che hanno Sì, già avuto cioè che hanno un impiego un po' sì, più stabile, più tranquillo, la proiezione di aver figli, famiglia e quindi di impostazione di un certo tipo sì, c'è? sì, Siete assolutamente millennial sì. voi? Noi No, siamo millennial perché millennial, sono siamo quasi millennial. dall'80 al Sì, 95, se non sì, Sì. ricordo male, la generazione millennial. E, siamo entrambi millennial, sì. nonostante 10 anni. E, sì, assolutamente, quando c'è stata la possibilità si è creata famiglia, si sono fatti dei figli. Con quali problematiche? Emergenti soprattutto. La problematica era sempre il rischio del lavoro, perché Eccola in quegli anni, soprattutto nel 2012-2013, c'era lavoro, si è trovato lavoro, però era un lavoro che cambiava, non era più l'indeterminato, non uscivi più dall'università un'instabilità quindi. indeterminato dopo un anno, dopo 6 mesi, dopo un anno di prova, erano sempre contratti, contrattini e instabilità molto legata, ha detto molto bene Stefano, legata al credito, perché non metti E su quindi famiglia. economica lavorativa. Solo una cosa, pensate alla pensione? Beh, Questa no. noi, soprattutto come partita IVA, è ancora più Meglio non pensarci? complicata, è ancora No, più... vedendo i dati, pensione privata, nel senso che un fondo di pensionistico privato sicuramente Però non, bisognerà non vi fare. prefigurate pensionati come allo Beh, io stato devo dire la attuale? verità, Sì. io, nel senso, al di là di sperarci, però comunque sicuramente ci sto pensando, nel senso, immagino che dovrò mettere, fare magari qualche fondo privato, fare qualche cosa di alternativo, però devo dire la verità, la domanda me la sono posta. E allora lei qua, anche qua ci sono diversi elementi che sono emersi e facendo Allora, una piccola, una nostra ricerca così tra di noi. diciamo che quello che è emerso in questi giorni dal Censis ci fa Ecco, capire infatti. che gli anziani, che spesso vengono considerati un peso sociale, se assistiamo al dibattito della finanziaria di questi giorni, addirittura vengono considerati una categoria da assistere. In effetti, se poi vediamo i dati del Censis, più di 9 milioni di pensionati fanno i babysitter praticamente Sì, per aiutare i figli e i nipoti e addirittura 6 milioni aiutano figli e nipoti economicamente, finanziariamente. anche quando le pensioni sono basse. Perché? Perché i pensionati sono abituati a risparmiare e sono abituati a farsi carico delle problematiche che hanno attorno, soprattutto quando sono in famiglia. Questo però non vuol dire che i nostri pensionati abbiano un avvenire felice, perché quelli che hanno pensioni in grado magari di reggere una rete intera di una casa di riposo sono veramente pochi.
Lo vedremo poi dai loro Infatti adesso entriamo a lo bomba vedremo nuovamente poi nella ricerca. dai loro dati, vedremo che la stragrande maggioranza dei pensionati in Veneto hanno pensioni relativamente basse e che non sono in grado di reggere da soli il costo, per esempio, di una casa di riposo. Nel momento in cui va diminuendo anche la possibilità di invecchiare con serenità in famiglia, proprio perché ci sono meno nipoti, ci sono diciamo, le donne devono continuare a lavorare per dare un contributo alla famiglia, quindi quel concetto dell'anziano in casa che era tipico della famiglia contadina, oggi anche in Veneto si sta perdendo. Ma anche perché poi le abitazioni stesse logisticamente non sono così grandi e capienti. L'altro problema sono le pensioni per loro, cioè per infatti. quelli di oggi. Allora, io dico sempre che le generazioni attuali, cominciare dalle loro, se vogliono avere una vecchiaia dignitosa, oltre al contributo obbligatorio, perché anche loro come partite IVA pagano un contributo obbligatorio all'INPS, che è quello legato alla cosiddetta gestione speciale. Però se vogliono avere una vecchiaia dignitosa, devono sicuramente pensare a una pensione complementare, non c'è alternativa. Assolutamente sì. E dopo Ma fa bene dare sia a voi questo messaggio che anche a lei, perché deve essere una cosa che diventa culturalmente integrante. Infatti adesso si ricomincia a parlare anche a livello politico della necessità della pensione integrativa. Bisogna vedere quali condizioni politiche si creano. Questo puntini, infatti. Allora, ritorniamo a bomba alla nostra ricerca. Ci sono due ambiti che però si intersecano. C'è quello sanitario e poi c'è quello sociosanitario, che però è sempre sanitario perché dal momento in cui l'anziano, ormai allo stato attuale dei fatti, entra in una struttura, ha dei problemi fisici, insomma, non è più, ha delle problematiche che sono sanitarie, inutile dirlo, stare là a nasconderci, però vabbè. Io direi di cominciare dall'aspetto sanitario. Allora, c'è personale medico sufficiente? Facciamo un po' il quadro di questa... Esatto. Sì, abbiamo analizzato i medici in Veneto, per esempio, e li abbiamo rapportati a Lombardia ed Emilia-Romagna, perché sono regioni, insomma, a cui fare riferimento, e lo vediamo anche nella prossima slide. Infatti adesso vediamo la slide di supporto medici in Veneto con comparazione numerica, vediamo se si sì, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di guardia medica, vediamo come abbiamo preso il dato su 10.000 abitanti, il Veneto sia sempre dietro l'Emilia Romagna, quindi in quel caso il dato è ponderato, quindi è proprio concreto, 6,80 contro i 6,60 per la medicina generale, quindi Emilia Romagna 6,80 medici di medicina generale ogni 1.000 abitanti, il Veneto 6,60. A fronte di 10.000 abitanti, perché dopo magari ci dicono, ma questa è più popolazione. No, stiamo parlando del numero di popolazione fissa. È chiaro fissa. Che va fatto la ponderazione perché in termini assoluti la Lombardia è grandissima. Pediatri di libera scelta ogni 10.000 abitanti, l'Emilia Romagna molto più avanti del Veneto, 10,51 rispetto a... Ma la Lombardia supera tutti... L'Emilia Romagna in questo caso sì, supera di tanto, e in questo caso anche la Lombardia, dove probabilmente la sanità è leggermente più privatizzata del Veneto, supera il Veneto, e poi abbiamo i medici di guardia medica ogni 10.000 abitanti, anche in questo caso l'Emilia Romagna supera il Veneto. Quindi in questo caso diciamo che i medici sono di meno. E poi c'è il grande tema che si collega un po' al ragionamento che abbiamo fatto prima, cioè l'età media del personale. Al di là del personale che c'è, perché c'è, poi ci sono variazioni, abbiamo visto come il Veneto abbia meno personale dell'Emilia Romagna in quei tre campi, ci ha preoccupato un po' questo dato qui, cioè l'età media del personale sociosanitario. Se per esempio vediamo il comparto sanitario nella slide. La frecciona sostanzialmente. Sì, la prima frecciona. Se vediamo la prima frecciona, vediamo prima colonna 2016, quindi l'età media del comparto sanitario era 45,76 anni. Nel 2021, questa è una previsione, l'età media diventa del 49,92 anni. Cosa vuol dire concretamente? Che l'età media di chi ci sta curando, sostanzialmente, cioè il personale che ci cura, invecchia. Cioè invecchiamo noi come popolazione veneta e invecchia anche il personale che ci cura. Poi ci sono anche gli altri comparti, il comparto tecnico sta invecchiando e così via. Non c'è ricambio, non c'è ricambio. E quindi noi andiamo in ospedale, prima ci trovavamo una persona di 46 anni che ci assistiva, e adesso nel 2021 ci assisterà una persona di 50 anni. Anche qui insomma, si apre un grande tema, perché insomma,
è assistenza anche in parte fisica, no? Sì. Non è semplice. L'attività di cura è Assolutamente. un'attività molto pesante. Diciamo che qui c'è il doppio problema, c'è il problema dell'invecchiamento, ma c'è anche il problema del numero di persone. E la sanità sarà anche uno dei comparti dove quota 100 darà un ulteriore taglio alle presenze. Ma tanto la tolgono. Alle presenze. No, fino al 2021 dicono che la lasciano, però il problema vero è che deve scattare immediatamente la sostituzione di quelli che se ne vanno, perché se no noi avremo un numero inferiore delle necessità, in alcuni comparti lo vediamo già. Basta guardare dove richiamano i medici in pensione, oppure la proposta che aveva fatto la Regione del Veneto di mettere nei pronti soccorsi medici senza specializzazione sostanzialmente, e dall'altra parte abbiamo anche il problema che quelli che ci sono diventano sempre più anziani. Sì, assolutamente, quello è un altro Però, aspetto. vedete In uno come... spaccato sociale demografico di che tipo? Perché qui tutto si inserisce in uno spaccato molto preciso dal punto di vista dell'età, della popolazione, eccetera, che regredisce o progredisce. Che regredisce e progredisce, per esempio, un'altra caratteristica della ricerca è stata anche quella di suddividerla poi successivamente per territori, per province, perché questo ci ha permesso di vedere le caratterizzazioni di ogni territorio. Per esempio, se noi andiamo a vedere il peso percentuale degli over 65 nelle singole province, vediamo che abbiamo una media veneta del 22,6%, ma ci sono due province che spiccano, Belluno e Rovigo, 26,1%. Sono quelle che economicamente anche spiccano per non essere proprio il massimo. Infatti, quale rischio va a generarsi? Che in queste province dove c'è un peso percentuale proprio molto elevato di over 65 si inneschino dei meccanismi moltiplicatori, perché i giovani magari non trovano lavoro, sono province un po' più piccoline che danno meno possibilità, abbastanza anziane, e quindi tendono a fuoriuscire, e quindi si innescono meccanismi che velocizzano ancora di più questo meccanismo di invecchiamento della popolazione. Tra l'altro la popolazione, qua anche sempre secondo le proiezioni, nel 2048 l'aspettativa di vita sarà notevolmente alzata, cioè abbiamo dei livelli... Sì, e qui arriviamo anche a un altro tema, sempre parlando di programmazione, che è estremamente interessante, che relativamente alla tabella 3, cioè donne e uomini in Veneto, cioè il rapporto tra popolazione maschile e femminile. Una tabella molto bella secondo me, perché si vede... Allora, vediamo se ce la possono mettere... Eccola qua, sì. Perfetto, benissimo. È una tabella molto interessante, nel senso che si vede come fino a 74 anni, anzi fino a 64 anni ci sia un grandissimo bilanciamento tra uomini e donne. 0-14 anni abbiamo 48,6% donne, 51,4% uomini. E anche nella fascia successiva, quella principale, 15-64. E poi guardate quanto velocemente si riduce la percentuale di uomini rispetto alle donne. Che paurosamente, sì, molto velocemente. E questo è in linea con il dato che ci dà sempre Istat, cioè che la speranza di vita nei prossimi 30 anni, in un periodo 2018-2048, quindi in Veneto aumenterà di 4 anni per gli uomini, che passerà da 81,6 a 85,6, e di 3,3 anni per le donne, da 85,9 a 89,2. Torniamo ancora a parlare di programmazione, nel senso esatto, che... questo è strettamente legato. Esatto. Infatti. Se noi immaginiamo che la popolazione anziana sarà più legata al mondo femminile, dobbiamo anche immaginare servizi più legati in questa direzione. E anche una sanità di genere. Sì. Questa, effettivamente, questa riflessione qui è vera, effettivamente è vera. Quindi va a cambiare, dovrebbe cambiare in proiezione il tipo di strutturazione sanitaria, sociosanitaria. Tutti quei servizi che sono legati sia alla sanità ma anche servizi più in generale, cioè dovranno essere immaginati più al femminile. Infatti sì, questa
L'altro problema che ci dà questa tabella è che con questo allungamento della vita, soprattutto di fasce di popolazione che arrivano a 100 anni, a 99, sì. Ce ne sono già adesso tantissimi. C'è il problema poi della tenuta del sistema pensionistico da un lato, ma dall'altro c'è il problema che le pensioni di queste persone devono garantirgli di avere assistenza e vita per tutti gli anni successivi. E allora questo diventa un grosso problema, perché spesso si parla della tenuta del sistema pensionistico come una necessità di tagliare le pensioni, basta guardare cosa sta succedendo in Francia in questi giorni, e però dall'altra parte c'è la necessità di garantire il pagamento e l'adeguamento della pensione per tutto il periodo in cui uno vive. Cioè, facciamo un esempio molto semplice per farlo capire anche a casa. Fino a qualche anno fa l'obiettivo di andare in pensione per chi lavorava con lavoro stabile era la pensione con 35 anni di contributi. Non si prendeva neanche in considerazione i 40, si diceva con 35 anni vado in pensione. In un Veneto dove si cominciava a lavorare a 14 anni, normalmente, voleva dire che a 49 anni di età uno andava in pensione. Ma se poi quello vive fino a 100 anni, vuol dire che a 35 anni di contributi bisogna garantire 50 anni di pensione. Allora, questi sono dati che vanno valutati e vanno attentamente, sostanzialmente, presi in considerazione anche per capire la proiezione. Oggi si dice che l'età pensionabile a 67 anni è troppo alta. Potrebbe essere vero in un contesto come quello di una volta, ma oggi che una persona, prima che trovi un lavoro stabile, arriva a 35-36 anni e prima fa solo lavoretti, lo diceva prima uno dei nostri ricercatori, lavoretti così, è chiaro che se vuole arrivare al massimo pensionabile arriva a 67-68 anni, perché entrando nel mercato del lavoro stabile a 35 anni, a 67 anni ha 32 anni effettivi di lavoro. E quindi considerare solo lo spostamento dell'età pensionabile è un errore se non si considera il contesto sociale dove si entra al lavoro, quanti anni si lavorano e quanti anni di contributi si versano. Infatti, che servono per mantenere chi è over, tra l'altro. Torniamo su questi temi perché poi è interessante, tornando sull'aspetto sociosanitario, sanitario assistenziale, anche lì i turnover che ci sono, gli spostamenti, avete analizzato anche questi ambiti di operatività nel sistema. Pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo insieme con voi.